Con il 40° di fondazione, l'Università di Verona inaugura la sezione storica del suo archivio affidata al sistema bibliotecario di Ateneo. La memoria storica dell'università sarà qui conservata e messa a disposizione degli studiosi. È una storia dei luoghi che studentesse e studenti frequentano, come il Polo Zanotto, il chiostro di San Francesco con la biblioteca Arturo Frinzi, o il complesso della Provianda di Santa Marta, gli istituti biologici e Cavignal con la biblioteca Egidio Meneghetti. Ma soprattutto è una storia delle persone che hanno costruito l'università giorno per giorno. Docenti che hanno fatto ricerca e insegnato, giovani che si sono formati e laureati, o il personale che ha garantito i servizi. L'università non conserva solo i documenti successivi alla sua fondazione avvenuta nel 1982. Risale infatti al 1959 l'istituzione del Consorzio per lo sviluppo degli studi universitari di Verona, che ha chiuso le sue funzioni nel 2010. Qui hanno lavorato per la nascita dell'università grandi personaggi della città, che con il sostegno di politici lungimiranti hanno portato all'apertura dei primi corsi di laurea e alla successiva autonomia dell'Ateneo, così come alla trasformazione e costruzione di tanti edifici in cui ora si svolge la vita universitaria. Assieme a questi sono conservati anche archivi che si sono legati alla storia dell'università, a cominciare da quello della famiglia Giuliari, che con Elena Giuliari Tusini donò il Palazzo del Rettorato al Consorzio per gli Studi Universitari. Assieme ai beni della famiglia è così qui conservato il suo archivio. I primi documenti risalgono al XIV secolo, come questo diploma di Carlo IV. Proseguono lungo l'età veneziana fino ai primi anni del XX secolo, illustrando anche le vicende della tipografia che il conte Giuliari aveva qui allestito. Infine, ma non ultimo, l'università ha istituito l'Archivio della Psichiatria Veronese, ospitato nella sezione di psichiatria del Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento. Qui dal 2006 l'ULSS 9 ha depositato l'archivio dell'ospedale psichiatrico di San Giacomo, che è così tornato nella sua sede originaria, dove appunto sorgeva l'antico ospedale di San Giacomo e Lazzaro alla Tomba. Sviluppatosi come luogo di cura per le malattie mentali, i suoi documenti sono ora un patrimonio unico per lo studio della storia della medicina e della società. Ancora alla fine degli anni 50, all'ospedale di San Giacomo vennero adottati approcci di cura innovativi, tra cui la partecipazione dei pazienti a un atelier di arte e terapia. Qui emerse la figura artistica di Carlo Zinelli, ora riconosciuta a livello mondiale. Gli archivi dell'Università di Verona sono tutto questo, ma documenteranno anche l'università del presente, conservandone la memoria per il futuro.